Lei è Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. Ci sono due cose. BAPNE. Che cos'è BAPNE? Il BAPNE è un metodo di stimolazione cognitiva che consente, attraverso quella che viene definita la percussione corporale, quindi battere le mani e via dicendo, di stimolare, in questo caso nella fascia dedicata degli over 60, di stimolare la concentrazione, la memoria e via dicendo. Ed è un progetto che abbiamo inaugurato la scorsa settimana a Fiume Veneto, presso la ex Casa Anziani, promosso dal Comune di Fiume Veneto e organizzato dall'Associazione Musicale Polinote, che consente appunto a queste persone di utilizzare questi strumenti per stimolare con attività cognitive. Questo è un'attività per la quale i cittadini potranno trovare informazioni presso i servizi alle persone del Comune di Fiume Veneto, e poi domani prende inizio, direttore, il progetto In Mente Te. L'ho detto prima fuori onda, quando ho detto In Mente Te ho pensato a quel bellissimo brano che è un cult, è una pietra miliare, no? Di Lucio Battisti. È un progetto sviluppato a livello di ambito socioassistenziale, Sile Meduna, di cui ovviamente il Comune di Fiume Veneto fa parte, anche qui ex Casa Anziani. Lo scopo qui è di aiutare persone, adulti o anziani affetti da demenza in forma iniziale e i loro familiari, i primi con stimolazioni dedicate ad opera di un educatore e di una neuropsicologa, e i familiari verranno invece aiutati a comprendere meglio la malattia e quindi a migliorare, se possibile, anche le relazioni con i propri familiari. Anche qui ogni martedì dalle 16 alle 18, dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18, per ogni informazione presso invece la sede dei servizi sociali a Praturlone. No, io una volta l'ho già raccontata, quando parlava appunto del BAPNE, ero in America con una persona, insomma, con una macchina, eravamo in un paese, e a un certo punto vedo che c'erano due anziani che stavano camminando e lui arriva, suona e si nasconde, no? Cioè io ho fatto anche un po', anch'io ho visto, ho detto, ho allungato la vita a quelle due persone. Allora ho detto, scusa, fammi capire. Le due persone sono anziane, il loro cervello comincia, insomma, se tu lo stimoli suonando il clacson, salutando e nascondendoti, loro non riconoscono la macchina e incominciano in qualche modo a rinvangare tutte quelle amicizie che avevano, che hanno, e pensare che magari hai cambiato macchina, magari eri tu, e cominciano anche a discutere. Giuro, io lo faccio anche oggi qui. Stimolo. No, giuro, assolutamente, è una cosa, sembra una cosa ridicola, ma vedi, provate anche voi, suonate, persone anziane, no, per far paura, un colpo di classe, poi le guardate nello specchietto e vedete che loro salutano, camminano, si fermano e cominciano... E iniziano a pensare. BAPNE, È vero, BAPNE. Grazie sindaco. Grazie. Il cantiere